Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra fornace ardente di Daniele, ok? Ma siamo qua per adorare il Signore, speriamo che la temperatura esterna sia quella anche del nostro cuore, ok? Se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprire nella lettera di Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo 5, e dal versetto 16 noi leggeremo 3 versetti, 16, 17 e 18. Galati, capitolo 5, versetto 16 a 18. Dice così la parola di Dio. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Io penso che questi 3 versetti ci raccontino, sono un proclama di libertà, no? Ossia, il Signore ci sta dicendo, guarda che hai la possibilità di camminare secondo lo Spirito di Dio, che è uno spirito di libertà. A noi esseri umani, non so se ci siamo resi conto di questo, nasciamo immersi, radicati nel peccato, no? Noi agiamo per natura secondo i desideri della carne, ma il Signore dice, io ti ho dato il mio spirito, ti ho dato la matrice della vita di Cristo in te e tu puoi camminare in modo completamente diverso. Pastore, come posso fare a camminare per lo spirito? E qua sta tutta la chiave di lettura della vita cristiana. Tu devi cominciare a rinunciare a agire secondo la carne, ossia bisogna aprire mano di alcuni diritti che noi riteniamo a volte fondamentali, ma che il Signore dice lascia nelle mie mani perché io voglio che tu viva la vera libertà. E io siamo qua stamattina per proclamare la libertà nel Signore che noi abbiamo, prima di tutto di avvicinarci a Lui in piena libertà. Ti ricordi quando Gesù è morto, la parola di Dio dice che il velo del Tempio si è squarciato e questo rappresentava la libertà che ogni cristiano ha di andare alla presenza di Dio. Ma c'è un'altra libertà che è la libertà dalla propria carne. Il Signore dice cammina per lo Spirito, cammina insieme a me e tu vedrai e gusterai la vera libertà che è in me. Io ti invito ad alzarti questa mattina e a cominciare a pregare insieme a me perché il Signore possa veramente darci questa libertà. Sei disposto a rinunciare a qualcosa? Sei disposto a farti lavorare dal Signore, a farti manovrare, a farti cambiare qualcosa nella tua vita? Non venire qua seduto soltanto per fare lo spettatore. Io dico sempre una cosa che penso che dovrebbe essere la convinzione di ciascuno di noi, ok? Nella Chiesa di Dio non ci sono spettatori, ci sono soltanto protagonisti. Tu sei il protagonista della tua storia, ma anche della storia di tanti altri. Più io mi santifico, più io lascio lo Spirito Santo lavorare nella mia vita, più la Chiesa sarà santa, più la tua vita sarà una vita di libertà. E io voglio pregare per questo stamattina, ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore e a chiedergli, Signore, cosa ci sono venuto a fare io qua stamattina? Cosa sono venuto ad ascoltare? Cosa sono venuto a cambiare nella mia esistenza, nel mio modo di pensare, nel mio modo di vivere, nel mio modo di sentire? Signore, io sono venuto qua prima di tutto per incontrare te e tu sai che il Signore sta già camminando tra le file della sua Chiesa. Lui vuole toccare il tuo cuore. E Signore, noi siamo qua veramente per offrirti il miglior culto che noi possiamo darti a questa mattina con tutto noi stessi dal profondo del nostro cuore. E ti chiedo, Signore, di fare un'opera profonda dentro di noi. Ti chiedo, Signore, che il tuo popolo apra le mani dei propri diritti perché tu vuoi dargli qualcosa di più eccellente, di più grande, di più alto che la libertà dello Spirito. Signore, ti ringrazio per tutte le persone che sono qua stamattina e ti chiedo, Signore, veramente che noi possiamo uscire
da questa sala di culto completamente trasformati dalla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, dai un saluto, una parola di benedizione al tuo fratello, alla persona che è vicino a te. Amen. Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio potente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, pois tu solo sei santo. Amen. Cantiamo. Santo, santo, Amen. Così come è santo il nostro Dio, il nostro Padre, anche noi dobbiamo cercare la santità, come ha già segnalato il pastore. Quindi noi dobbiamo deporre ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e correre con perseveranza questa gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, ed è per questo che noi dobbiamo desiderare ogni giorno il Signore. Amen? Amen. Amen. Cantiamo. Vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei.
nome perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. La Chiesa. Signor, ti voglio Alleluia. voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Ancora un'altra volta, desideriamo il Signore. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Alleluia. Non basta soltanto, come posso dire, volere così. Bisogna desiderare ardentemente la presenza del Signore nel nostro cuore. In Matteo 11:12, una delle, diciamo così, interpretazioni a questo testo posso prendere anche in questa maniera, che molte volte anche nella nostra vita quotidiana il regno di Dio in noi va preso a forza. Dobbiamo sforzarci. È uno sforzo? È facile? No, il Signore ci ha detto che non doveva essere facile, ma dobbiamo sforzarci a prendere, a desiderare ardentemente questo regno di Dio che è già in noi possa fluire, possa, come posso dire, rispecchiare anche nelle altre persone, far vedere il mondo, no? Nei nostri atteggiamenti di tutti i giorni. Amen? Ed è questo che noi vogliamo ogni giorno. Sentire la presenza del Signore, provare gioia quando non è possibile provare gioia, sentire la forza che viene soltanto dal nostro Dio, perché se dipende da noi sappiamo che noi non siamo in grado, vero? Di realizzare oppure di prendere posizionamento su certe situazioni, diciamo così, ma noi vogliamo dipendere soltanto dal Signore, così possiamo trovare la vera gioia e la certezza che il Signore è con noi ogni giorno. Amen? Amen. Cantiamo insieme. Io ti benedirò, Signore. Io in te confiderò per sempre. Mi liberò da tutti i miei timori. Su una roccia lui pose i miei piedi. Alleluia.
il mio soccorso viene da te, Signore. Il mio soccorso viene da te, Signore. Alleluia, Signore, il tuo santo nome, Padre. Alleluia. Signore, grazie, oh Gesù, per la tua presenza. Grazie, Signore, per il tuo conforto. Grazie perché noi possiamo trovare in te, Signore, la nostra fonte di vita, Signore, il nostro rifugio, la nostra torre forte, Signore, quando ci sentiamo, Signore, a volte oppressi da questo mondo, Signore, che ogni giorno di più, Signore, ci soffoca, Signore, che noi possiamo guardare in alto, Signore, vedere, Signore, che il nostro soccorso viene da te, Signore. Quando mancano le nostre forze, Signore, di dire di no alla tentazione, di dire di no al peccato, Signore, che nel tuo nome, Gesù, possiamo avere vittoria, Padre, sulle nostre difficoltà, Signore, su quello che ci impedisce di camminare nella tua presenza, Signore. Noi ci mettiamo qui, Signore, davanti a te in questo momento e chiediamo, Signore, che il tuo Santo Spirito, Padre, possa avere la libertà, Signore, in ogni fratello, in ogni sorella che è qui presente in questa mattina, Signore. Ministra i nostri cuori, Signore, perché senza la presenza del tuo Santo Spirito, Signore, nulla di ciò è possibile, Padre. Per questo noi ti chiediamo nel tuo nome, Gesù. Amen, Signore. Prendi posto tuo, Padre, nel nostro cuore, Padre. Alleluia, Padre. Cantiamo insieme. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. Tu puoi dire. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri
Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici. La Chiesa. Alleluia. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Alleluia, il tuo nome, Signore. Riceve la lode del tuo popolo nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Sì. Questa ultima canzone ha delle richieste molto forti, no? Nella vita di un credente, ossia Santo Spirito vieni e riempi le nostre vite. Voglio essere più cosciente della tua presenza. Ed è interessante come anche la sorella Claudia, no, ha citato un versetto che sempre mi ha disturbato in qualche modo, no? Che dice: il regno di Dio è preso a forza dai violenti, ossia per entrare in una comunione profonda con Dio certe cose bisogna prendersele, okay? Non cadono dall'alto, cioè bisogna essere, come si dice in gergo moderno, politically correct, ok? Cioè essere scorretti, ossia quella roba lì è mia e io la voglio a tutti i costi, non c'è niente da fare, io voglio il Signore nella mia vita, no? Ma per fare questo a volte noi dobbiamo cozzare contro le convinzioni di qualcun altro, ok? Io penso che la Chiesa sia un meccanismo a diverse velocità, no? Ossia ci sono delle persone che rendono il 100, chi il 60, chi il 30, anche la parola di Dio lo dice, no? Ma ci sono meccanismi, ingranaggi nella Chiesa di Dio che vanno al contrario, no?
E noi non possiamo permettere che certi ingranaggi vadano al contrario. Dobbiamo affrontare certe situazioni, dobbiamo parlare chiaramente di certe difficoltà e di certe cose che succedono all'interno della Chiesa, perché altrimenti noi diventiamo politically correct, ossia abbracciamo tutto e tutti e la Chiesa non funziona. Un giorno poi arriviamo al culto, no? E il culto non funziona, e la predica non funziona, e la lode non funziona. Perché? Perché siamo stati politically correct, ossia la Chiesa si costruisce nel tempo con piccole decisioni che cambiano il corso della storia del corpo di Cristo. Ho imparato una cosa nel mio ministero, non tantissimi anni di ministero, però una cosa ho imparato, che grandi perversioni, ascolta bene quello che ti sto dicendo adesso, grandi perversioni cominciano da piccole deviazioni, ok? E questo è fondamentale che noi lo capiamo. Quando Cristo prende una strada, noi dobbiamo camminare dietro a Lui, perché appena deviamo qualcosa di brutto veramente succede. Oggi noi leggeremo, voi sapete che stiamo predicando sulle chiese dell'Apocalisse, no? Stamattina noi predicheremo sulla chiesa di Tiatiri. La chiesa di Tiatiri è la lettera più lunga che il Signore ha scritto alle 7 chiese, ok? E la chiesa di Efeso, che è la prima, rappresenta la chiesa apostolica, la prima chiesa, la chiesa del primo amore. Ti ricordi quando il Signore ha detto: ah, tu stai perdendo il primo amore, c'è tante cose buone ma stai perdendo il primo amore. Poi arriva la chiesa di Filadelfia, che è la chiesa perseguitata del secondo e del terzo secolo, e il Signore ha solo elogi per questa chiesa. Perché? Perché è una chiesa che veramente ha preso sul serio la parola di Dio. Poi arriva la chiesa di Pergamo, che è la chiesa imperiale, ossia la chiesa dove il primo imperatore Costantino si è convertito e ha fatto in modo che il cristianesimo diventasse religione di Stato. Oggi noi arriveremo alla chiesa di Tiatiri. La chiesa di Tiatiri rappresenta la chiesa papale, ossia la chiesa che va dal VI al XV secolo, ok? Era una chiesa che, nonostante noi come la conosciamo noi, era una chiesa che faceva un sacco di cose, ma che aveva un problema che è fondamentale che non ci fosse dentro, perché, come dicevo prima, stava prendendo una direzione che era contraria al cammino che Dio aveva prestabilito per loro. Leggiamo la parola di Dio, e questa lettera, stai ben attento a cosa ci sta dicendo il Signore. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi queste cose. Riccardo, rimbalza molto il suono qua davanti, non so se anche lì. Riccardo, rimbalza molto il suono qua davanti. Prova a vedere. Queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carne sacrificata agli idoli. Le ho data tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori. E io darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi di argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, abbiamo
cantato, abbiamo pregato, Signore. Abbiamo pregato con questi canti, che il tuo Santo Spirito, Signore, ci riempia e ci dia, Signore, una coscienza più profonda e più alta della sua presenza in noi. Signore, per fare questo io so che noi dobbiamo fare delle scelte, Signore, che a volte ci impongono, Signore, di rinunciare a delle cose. E Signore, più noi ci scarichiamo di pesi dalle nostre spalle, dalla nostra vita cristiana, più, Signore, il tuo Spirito ha libertà di agire. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che i tuoi figli vengano a te questa mattina con le mani aperte, Signore, non con un pugno chiuso, mani aperte che dicono, Signore, ecco qua la mia vita. Io ti chiedo, Signore, di trasformarla nel nome di Cristo Gesù. Amen. Una chiesa dove c'erano tante cose che funzionavano molto bene, ossia una chiesa dove c'era entusiasmo, quando dice io conosco il tuo amore, io conosco la tua fede, io conosco il tuo servizio, io conosco la tua costanza e le tue opere sono più numerose di quelle di prima, ossia era una chiesa super attiva nel mondo spirituale. Okay? E quindi questa chiesa lavorava in modo che il regno di Dio si espandesse, non mancava praticamente niente, ma a un certo punto il Signore dice, però ho qualcosa contro di te, che tu tolleri. La parola tolleranza è una parola che oggi nel mondo moderno è una parola che va di moda in un modo incredibile, no? Il politically correct è dobbiamo rispettare le idee di tutte e questo ci sta nel mondo. Possiamo anche lasciare che il mondo vada nella sua direzione, ossia noi usciamo nel mondo, sentiamo che tanti modi di vivere in qualche modo funzionano un pochino tutti, no? E dobbiamo lasciare che il mondo vada così, ma quando si tratta del corpo di Cristo noi non possiamo permettere che nessun veleno entri nella Chiesa, nessun veleno inquini il corpo di Cristo, perché il corpo è di Cristo, non è nostro, non appartiene a noi. E la cosa interessante che dice così, ma ho questo contro di te che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazioni. Ossia, quando noi permettiamo che qualcuno entri nella Chiesa, sta attento che qua non si tratta solo di dottrina, ok? Non si tratta solo di dottrina, si tratta di comportamento, si tratta di esempio, si tratta di stare davanti a un gruppo di persone che imitano quella persona che fa delle cose sbagliate. Ma avete mai sentito nella Chiesa la seguente frase? Non sono fatti miei. È vero? La privacy è diventata l'idolo di questo secolo, anche nella Chiesa, no? Ma quando noi vediamo qualcosa, pastore, ma io non posso dire questo, perché ho visto qua, ma non posso dirti chi è e non posso dirti che cosa ha fatto. Gente, è questa la Chiesa. Questa donna pubblicamente istigava i veri figli di Dio a fare che cosa? A peccare, predicando una falsa dottrina che era una dottrina di comunione e di sincretismo con i principi mondani. E la Chiesa che cosa faceva? Tollerava. Diceva, va bene, poverina, lei non capisce bene la dottrina di Dio, ma sai, è un essere umano come gli altri. È interessante come si presenta il Signore in questo caso, no? Dice, colui che ha la fiamma agli occhi come la fiamma di fuoco e i piedi simile a rame incandescente, no? Quando la Chiesa non prende una posizione in certe situazioni all'interno della comunità, che cosa Dio deve fare? Manda il suo figlio Cristo a camminare nella Chiesa, a prendere una posizione, a determinare quello che succederà, perché lui non può permettere che la sua sposa abbia un vestito sporco di fango, ok? Ed è interessante che il Signore dice, io ho gli occhi di fuoco. Ora, non so se avete visto qualche volta il film X-Men. C'era un ragazzo che aveva una capacità aveva degli occhiali protettivi, no? Se li toglieva aveva uno sguardo laser che appena lui apriva gli occhi fulminava tutti.
Ok? E il Signore dice in questo caso, guarda, io ho lo sguardo di fuoco. Io penetro nella profondità dell'anima, del cuore di ciascuno. Io farò un giudizio su questa persona. E la seconda cosa che dice, io ho le gambe come a rame, come bronzo infuocato. Sapete che il bronzo nella parola di Dio è simbolo di giudizio. E Gesù non ci andava leggero, Sai perché? Dice, io metterò questa donna su un letto di dolore, io ucciderò, dice così proprio la parola di Dio, non so se ti ricordi che l'abbiamo letto insieme, io ucciderò i suoi figli perché questo nella mia chiesa non si fa. Allora provate a immaginare se la chiesa avesse preso una posizione con questa donna. Forse questa donna si sarebbe ravveduta. Forse i figli di questa mentalità si sarebbero ravveduti e sarebbero finalmente tornati alla comunione con Dio, ma la Chiesa non ha preso una posizione. La Chiesa ha lasciato che questa cosa andasse, lascia andare, poverino, prima o poi il Signore si prenderà cura. Ma tu vedi che cosa il Signore sta facendo qua? Dice, adesso ci penso io. E sai che cosa dice l'Apostolo Pietro? L'Apostolo Pietro dice, il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Gente, quando il Signore comincia a mettere mano nelle situazioni, la cosa comincia a diventare dolorosa, ok? E io non vorrei veramente che noi stiamo vedendo situazioni, ascoltando discorsi e cominciando a maturare delle situazioni veramente nella nostra anima e non prendiamo una posizione, perché, fratelli, il corpo di Cristo è una cosa santa e il Signore non sopporterà diversamente che qualcosa gli faccia del male, è la sua sposa. Tu permetteresti che la tua sposa venga infangata, venga denigrata, venga avvelenata da qualcosa? Tu farai di tutto perché questa sposa rimanga santa. Lei si dice profetessa e induce i miei servi a commettere la fornicazione. Allora, Chiesa di Dio, io ho letto questo messaggio non tanto come un qualcosa che sta già succedendo, ma come un avvertimento di qualcosa che potrebbe succedere. Ascoltami bene, perché presto arriveranno giorni in cui noi dobbiamo prendere delle posizioni ben precise all'interno della storia della Chiesa Battista Agape, che saranno modo di evitare certe situazioni, certe difficoltà che il Signore vuole che noi evitiamo. E la prima cosa che noi non dobbiamo tollerare è di mescolarci con chi ha solo l'apparenza dell'amore di Dio. Tu sai che cos'è vuol dire la parola ecumenismo? Ecumenismo, che è uno degli altri idoli del nostro tempo, è la casa, è una parola greca, significa la casa in cui tutti viviamo, no? Noi siamo cittadini del mondo, siamo tutti fratelli, ci dobbiamo amare incondizionatamente, senza nessuna barriera linguistica, religiosa, senza nessuna barriera di razze, di lingua, eccetera, dimensione sociale, eccetera, eccetera. Sai che è interessante che nel 1910 è cominciato questo movimento che si chiama Movimento Ecumenico Mondiale e guarda caso, sapete chi sono stati gli iniziatori di questo movimento ecumenico? I protestanti. Guarda caso, no? Che hanno invitato tutte le denominazioni cristiane per stare insieme, per condividere la grande casa di Dio in cui tutti noi viviamo. Pastore, ma cosa ha a che fare con noi? Noi non siamo una chiesa ecumenica. No, non siamo una chiesa ecumenica, assolutamente no. Io penso che fino adesso è stato predicato un buon messaggio evangelico dal nostro pulpito. Però tu sai una cosa, l'ecumenismo, e attento adesso cosa ti dico in particolare ai giovani. Giovani, alzate la mano un attimo per favore. Solo i giovani che sono qua stamattina. Ok, ok, ci sto dentro anch'io. Ascoltatemi bene. L'ecumenismo non è soltanto condividere un pensiero religioso, ma è condividere la vita insieme a qualcuno che non ha la minima idea di chi Dio è.
L'ecumenismo è cominciato agli albori dell'umanità, ok? Voglio leggerti un testo biblico che dice così. Anzi, facciamo proprio un'introduzione. Giacobbe aveva già avuto i 12 figli, tutti e 12 figli, torna nella sua terra, ok? E lì di fronte a una città di nome Sichem succede una cosa terribile, ossia il figlio del re della città di Sichem stupra la loro sorella che si chiama Dina, ok? E a un certo punto questo re, per scusarsi di questo episodio, che cosa fa? Va da Giacobbe e gli dice: guarda, il mio popolo è disposto a fare qualsiasi cosa perché tu possa calmare la tua ira, ok? Ed è interessante che alla notte 2 fratelli che si chiamano Levi e Simeone vanno e uccidono tutti gli abitanti di quella città di nome Sichem che si erano circoncisi per causa di Giacobbe. Hanno detto: ok, ci circoncidiamo in modo che siamo un popolo solo. Guarda che cosa succede qua. E dice: questa gente, questo è il re di Sichem che parlava, questa gente è pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre, ma questa gente acconsentirà a abitare con noi per formare un solo popolo, e a questa condizione che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. Facciamo una bella ammucchiata spirituale, facciamo un'unica famiglia. Allora vi chiedo una cosa: se questo fosse successo, Gesù sarebbe nato come ebreo, Gesù sarebbe nato come Cristo, come Salvatore della umanità intera. Guarda cosa c'era dietro questo ecumenismo ammantato di ci vogliamo tutti bene. Dietro c'era un progetto diabolico di non far nascere il Messia, di non salvare l'umanità e di non far sì che l'umanità fosse libera dal peccato. Caro mio, quando tu ti sposi, giovani, mi sto rivolgendo a voi, quando tu ti sposi con una persona che non ha il minimo senso di cosa significa cristianesimo e sottomettersi alla parola di Dio, tu rischi grandemente di avere una chiesa o soprattutto una famiglia che non ha niente a che fare con Dio. Quante coppie, fratelli e sorelle, quante coppie che ho visto, ma tanto poi lui si converte. Io non vi posso assicurare che neanche uno di quelli che conosco si sono convertiti. E quella persona che ha sposato, quella persona che aveva almeno un minimo di idea di cristianesimo, si è allontanata dal Signore. Perché? Perché l'ecumenismo è un'arma a doppio taglio, è un veleno che se entra nel cuore della persona fa un danno terrificante. Fratelli, già è difficile sposarsi tra 2 persone credenti oggi, ok? È difficile, e mantenere un matrimonio nel corso degli anni è difficile. Bisogna rinunciare, bisogna andare avanti, bisogna mettere la testa per terra e soprattutto le ginocchia per terra, bisogna lottare contro te stesso. E già il primo nemico sono io stesso. Ma se tu lotti tutti i giorni con la persona che sta al tuo fianco, che non ha la minima idea di chi Dio è, allora la tua vita sarà un piccolo inferno. E io non vorrei per i nostri giovani che la loro vita fosse un piccolo inferno, perché già lo soffriamo qua sulla terra, l'inferno. Ok? Immaginati passare un'esistenza intera litigando: ma no pastore, ma non è così. Allora vuoi essere politically correct? Vai avanti per la tua strada, ma ricordati che il pastore Sandro, quel pazzo che gridava là davanti, che ti diceva non farlo, purtroppo ha ragione e ti voglio risparmiare delle sofferenze, ok? La cosa più bella che tu puoi fare in una famiglia quando ci sono problemi, perché tu sai che problemi arrivano, no? Tu hai problemi come me, sì? Ok? Perché se non hai problemi, come dico sempre, o sei un angelo o sei morto. Uno dei due. Le soluzioni sono quelle. Ma quando arrivano i problemi, la cosa più bella è avere la possibilità di fermarsi uno di fronte all'altro, prendersi le mani, mettere le ginocchia per terra e dire: Signore, abbiamo bisogno di te. E quella è una preghiera che il Signore non può non ascoltare.
ma se c'è lotta all'interno della famiglia, lotta, una spaccatura in mezzo, una breccia nella famiglia, il Signore non può fare niente. Cari miei, noi non dobbiamo tollerare di mescolarci con chi ha solo l'apparenza dell'amore di Dio. C'è una seconda cosa a cui che noi non dobbiamo tollerare. Non dobbiamo tollerare, adesso mi riferisco all'interno della Chiesa, chi forma partiti politici nella comunità affamati di potere. Ok? C'è una storia molto interessante, la famiglia dei Coraiti. La famiglia di Corè era la famiglia che lavorava nella parte più nobile del trasporto del tempio mobile, che era il tabernacolo nell'Antico Testamento, ossia Dio aveva affidato loro gli oggetti più preziosi, ok? L'arca dell'alleanza, il candelabro, tutte cose d'oro, quelle che stavano proprio nel centro del culto del Signore. E qua c'è già un messaggio molto interessante, che in genere il caos e i partiti politici partono da dove? Dalle persone che lavorano più vicine al Signore, quelle che hanno i compiti più importanti nella Chiesa. Partono sempre da lì i problemi. Chi è che ha creato il problema all'interno dei 12? Quando il Signore è stato crocifisso, da chi è stato tradito? Dal tesoriere, senza avere niente a che fare con i tesorieri qua, ok? È puramente casuale il riferimento. Un tesoriere che lavorava vicino al Signore, che il Signore quando l'ha incontrato nel giardino del Getsemani, quando l'ha baciato per tradirlo, gli ha detto: amico, che cosa fai qua? Amico! Era amico del Signore e l'ha tradito. E noi non possiamo assolutamente tollerare cose di questo genere, quelli che si spacciano per spirituali. Sta attento che cosa succedeva lì. Nel deserto questa famiglia che lavorava molto vicino a Mosè ha detto: Or Corè, figlio di Zar, figlio di Cheat, figlio di Levi, insieme con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè, sto povero Cristo. Ogni tappa, grazie, ogni tappa che lui faceva, ogni ostacolo che c'era, ogni problema che vivevano, Mosè era il bersaglio della comunità. È una roba pazzesca. E avanti. Insorsero contro Mosè con 250 israeliti autorevoli nella comunità. Chi è che si stava ribellando contro di loro? Chi? I leaders. I leaders, ok? E dice così: membri del consiglio e uomini rinomati, e radunatisi contro Mosè e contro Aarone, dissero loro: basta, tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo sono santi, e il Signore è in mezzo a loro, perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore. Guardate, gente, io non voglio riscavare alcune situazioni che noi abbiamo vissuto, no? Io sono qua da 6 anni, ok? E io ho vissuto veramente una situazione, perdonatemi se sono molto chiaro, ma qualcuno, mi ricordo, che ha preso il regolamento, grazie, il regolamento interno, no? E ha detto: noi, l'assemblea, siamo sovrana, ok? Oggi noi viviamo un momento di pace nella nostra Chiesa. Sai perché? Perché la Chiesa si è sottomessa alla parola di Dio, non a un regolamento interno, non a 2 persone, ma alla parola del Signore. Il Signore sta benedicendo ogni giorno di più questa assemblea. E io lo vedo con i miei occhi cosa il Signore fa ogni giorno in questa Chiesa, ok? Miracoli su miracoli su miracoli su miracoli. Gente, quest'anno battezzeremo, dopo la batosta che abbiamo preso 2 anni fa, battezzeremo 10 persone. Miracolo del Signore.
Ma tu sai che il Signore non può lavorare se lo Spirito Santo non è libero di lavorare nella Chiesa. Allora io ho letto questo in questa comunità. Il Signore sta lavorando perché la Chiesa ha preso le giuste decisioni. Abbiamo cominciato a camminare con Dio, il Signore ci ha benedetto e ci ha fatto arrivare come fino a qua, fin qua il Signore ci ha soccorso. Ma questa gente che ha fatto una ribellione non aveva la minima idea di cosa significasse guidare una comunità. Sapete una cosa interessante? La comunità cammina per tappe e noi abbiamo, fratelli, abbiamo un deserto da attraversare, ok? Tu sai che questa vita è un deserto e la comunità cristiana, camminando per il mondo, cammina per un deserto. Ci sono delle tappe che il Signore a volte ci fa attendere di fronte al Monte Sinai, aspettando una sua parola per tanto tempo, ok? E ci dice, ferma lì, aspetta. Ma ci sono quelli che giù dal monte cominciano a dire, ma dov'è Mosè? Ma cosa dobbiamo fare? Ma perché non partiamo? Perché non camminiamo? E il Signore dice, aspetta. E ci sono delle volte che il Signore ti dice, alzati di notte, come ha fatto quando sono partiti per la prima volta da fuori dall'Egitto, ti dice, parti questa notte, mettiti i sandali in piedi e mangi in piedi perché questa è la Pasqua del Signore, va via da qua, velocemente. A volte il Signore ci fa fare queste diverse situazioni nel nostro cammino cristiano perché? Perché noi ci dobbiamo fidare di Lui, ma ci sono questi partiti politici all'interno della comunità che dicono ma perché non facciamo questo, ma perché non facciamo quest'altro, ma perché non prendiamo una decisione? Aspetta, perché il Signore non ha ancora parlato e noi dobbiamo fidarci di Lui, cari miei. Però la soluzione qual è? Prendersela col Mosè di turno. È vero o no? Mosè e Aarone, siete due guide incapaci, non sapete prendere decisioni, vi volete mettere al di sotto dell'assemblea. Secondo voi che cosa volevano queste persone? Con 250 uomini notabili, leaders della Chiesa, volevano prendere il potere, volevano prendere il bastone di Mosè e di Aarone e guidare loro la comunità perché loro erano più saggi. Sapete che cosa ha fatto Dio la stessa notte? Mosè ha detto, ok, voi volete prendere il potere, presentatevi domani mattina con i vostri turiboli, le scodelle, no, che loro usavano per portare le offerte all'interno del Tempio. E sapete che cosa Dio ha fatto? Ha aperto la bocca della terra e li ha inghiottiti vivi e loro sono scesi nel soggiorno dei morti vivi. Questo è stato il giudizio del Signore. Fratelli, dobbiamo prendere posizione contro quelle persone che formano partiti politici con scopo di prendere in mano il potere. Il Signore non tollera questo, ma se la Chiesa prende una posizione, il Signore benedirà grandemente. Abbiamo fatto quel canto, no? Signore, voglio essere ripieno della tua presenza, essere più cosciente della tua presenza, non essere... Interessante quel testo che hai letto. Interessante, il regno di Dio è preso a forza dai violenti. Vedi come Dio organizza le cose. In certe cose, fratelli, noi dobbiamo essere violenti, nel senso buono del termine, ok? Non possiamo essere democratici e lasciare che tutti pensano e tutti facciano come vogliono, ok? Terzo punto, non tollerate chi ha obiettivi carnali spacciandosi per spirituali. Il Signore disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici, hanno detto, o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Guarda che tentazione, scusa se uso questa parola perché non è giusto dire che Dio tenti, ok? Dio prova, ok? Ma guarda che tentazione che è entrata nel cuore di Mosè. Mosè,
questo popolo è un popolo da cuore duro. Se mi lasci libero di fare, io lo polverizzo in questo momento e io di te farò una grande nazione. Provate a immaginare la carne di Mosè, che massaggio che ha ricevuto in quel momento. Mamma mia, io sono migliore degli altri. Ma è interessante che quel testo, Mosè si mette davanti a Dio e lui fa la più bella preghiera che io ho mai letto in tutta la parola, ok? E dice: Signore, calma la tua ira, pentiti del male. Cioè, gente, un rapporto con Dio, quest'uomo qua, una roba pazzesca. Pentiti del male che tu pensi di fare al tuo popolo. E dice la parola di Dio che il Signore si è calmato, ok? Ma subito dopo Mosè ha dovuto prendere una posizione e ha detto: Signore, queste persone vanno disciplinate, queste persone vanno punite, perché noi non possiamo sopportare all'interno di una comunità che ci siano degli idoli nel loro cuore, perché il grande problema del popolo di Israele che camminava nel deserto è che erano usciti dall'Egitto, ma l'Egitto non era uscito da loro. La loro mentalità non era cambiata, loro avevano bisogno di vedere un Dio che agiva in quel momento e quando lo dicevano loro. E il Signore dice: aspetta che io agisca. Ma Mosè dove è andato? È sul monte. È interessante che quando Mosè scende, no? La parola di Dio dice che aveva il volto illuminato talmente tanto che i figli di Israele sono spaventati. Perché? Perché è stato alla presenza di Dio per 40 giorni a ricevere in silenzio un progetto che sarebbe durato per tutta la storia del popolo di Israele. A volte quando la Chiesa non si muove perché aspettiamo una parola da parte di Dio, e Dio a volte dà dei programmi così dettagliati che noi dobbiamo aspettare che Dio parli. Ma all'interno della comunità c'è sempre chi vuole andare avanti quando Dio dice aspetta. E noi vogliamo vedere un Dio, e il Signore dice: si cammina per fede e non per visione. Posso dirti una cosa, un segreto che ho imparato nel mio cammino cristiano, non c'entra niente il pastore qua, c'entra il figlio di Dio, ok? Dio ti chiede sempre progetti non al tuo livello, ma al suo, ok? Siamo noi che dobbiamo salire il suo livello ed avere fede di dire: Signore, non so come si farà, ma se lo dici tu noi lo faremo. Quando sono venuto qua a Treviso è stata un'esperienza molto interessante. Noi avevamo una casa da vendere nella nostra città di origine, a Mantova, no? E che non riuscivamo a vendere, ok? Ma poi ho capito il perché, abbiamo capito, io e mia moglie abbiamo capito il perché. Come possiamo venire qua a Treviso se non vendiamo là e non compriamo qua? Perché noi facevamo una cosa sbagliata nella nostra preghiera e dicevamo: Signore, prima dobbiamo vendere la casa e poi possiamo andare là. Ma quando ho capito che la preghiera doveva essere cambiata in modo radicale, allora sì che il Signore ha risposto. Abbiamo detto: noi andremo. Punto. Il Signore ce lo sta chiedendo. Ed è interessante che quando noi abbiamo cominciato a pregare: Signore, noi andremo perché tu ce lo chiedi, nel giro di una settimana la casa è stata venduta, abbiamo comprato qua e tutto è filato liscio. Perché? Perché la nostra visione spirituale è cambiata. Quando Dio ci chiede di camminare per fede, è questo che noi dobbiamo fare. Signore, non vedo l'obiettivo, non vedo, non so come faremo a fare questo, ma noi lo faremo perché tu ce lo chiedi. E il popolo di Israele ha mancato una cosa terrificante, non è entrato nella terra promessa per un cammino che sarebbe dovuto durare 11 giorni, è durato 40 anni perché loro hanno visto i giganti. E il Signore dice: smettila di guardare con i tuoi occhi e pensa a quello che io ti dico, entra nella terra promessa, perché è lì che io ti voglio, è lì dove è una terra dove scorre il latte e il miele. Quante volte, fratelli, nella nostra vita personale abbiamo detto: Signore, non capisco quello che tu mi dici e perciò io non posso fare questo passo perché è troppo per me. E il Signore dice: cammina per fede. Apri i tuoi occhi, non cercare un Dio che si tocca, ma cerca un Dio che si vede con gli occhi dello Spirito. Noi dobbiamo evitare, noi dobbiamo confrontare persone che ci dicono: vogliamo vedere.
Quando siamo entrati in questa chiesa, fratelli, è stato un passo di fede tremendo, perché non so se vi rendete conto la differenza. Chi ha conosciuto la comunità, la chiesa che avevamo, lo stabile che avevamo prima, cioè questa chiesa ci siamo persi negli uffici, no? Enorme. Pastore Caio, io e Pastore Caio ogni tanto ci guardiamo e ho detto, ma ti rendi conto cosa Dio ha fatto, cosa Dio ci ha dato qua? Tanti hanno detto, ma è troppo grande, ma è troppo, non si può, è perché? Oggi il Signore ci sta dicendo, ci sono 40 persone, ascolta bene quello che ti dico. Tu non sei qua tutti i giorni, io vedo qua tutti i giorni quello che succede. Negli uffici di sopra, nelle sale di sopra, ogni settimana passano almeno 40 persone non credenti, ok? Che fanno il corso di patchwork, che fanno il corso di pittura, che fanno il corso di teologia, che vengono a parlare con i pastori. 40 persone, abbiamo contatto. La nostra chiesa, comunità locale qua di Treviso, è circa 150 persone. Queste persone rappresentano il 30% della comunità, ok? E stiamo investendo nelle loro vite. Il Signore sta facendo un miracolo, sì o no? Sì o no, fratelli? Ma è troppo grande. E il Signore dice, va, perché quella è la tua terra promessa. Ma bisogna avere gli occhi della fede. Non dobbiamo avere un Dio che è palpabile. Noi dobbiamo camminare sopra le acque. Hai capito che cosa contro cosa bisogna prendere posizione nella comunità? Un pensiero che sta entrando nella comunità e noi non dobbiamo tollerare, dobbiamo confrontare questo modo di pensare carnale, terreno e posso dire anche tranquillamente diabolico. Ok? Il Signore è entrato in quella chiesa, ha fatto giustizia di quella donna, ha fatto giustizia di tutti quelli che ascoltavano quella dottrina insana che ha permesso a questa gente di fare un disastro nella chiesa. Ma se noi prendiamo posizione contro questo pensiero diabolico, la chiesa sarà grandemente benedetta. Ok? Io termino qua il mio messaggio. Chiedo al gruppo di lode, ok? Se possibile, non so che cosa avete programmato di cantare adesso, ma sarebbe interessante di cantare l'ultima canzone che noi abbiamo cantato, quello sullo Spirito, ok? Possiamo? E cantiamolo con questa idea, Signore, io voglio che questo Spirito veramente penetri dentro di me, voglio essere più cosciente della tua presenza, ma sii un violento, ok? Claudia, mi ricorderò questo versetto per diverso tempo. Sii un violento, sii una persona che prende il regno dei cieli a forza, prendi una posizione, politically correct, ma spiritually ripieno, ok? Non so come si dice in inglese. Full, ok, spiritually full, ok? Vogliamo pregare per chiudere questo messaggio. Guardati intorno e vedi che se il diavolo sta lavorando ascoltami, dico questa parola importante, ok? Nella tua chiesa, perché è la tua chiesa. Non permettere che il diavolo tocchi la tua chiesa. Prendi una posizione, non lasciare che il Signore intervenga con questi occhi di fuoco, con queste gambe, che fa un giudizio camminando nella sua chiesa. Sei tu che devi prendere una posizione, ok? E io vorrei pregare per te, affinché il Signore possa darti questo coraggio di fare questo cammino insieme a Lui. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio. Nostro Dio, nostro Padre, Cristo è venuto qua sulla terra e ha fatto un giudizio delle opere delle tenebre. E i tuoi figli, Signore, hanno anche questa responsabilità di fare un giudizio sulle opere delle tenebre. Ti prego nel nome di Cristo Gesù. Tu stai cercando, Signore, dei combattenti,
un popolo, Signore, che prende in mano la spada della parola di Dio e combatte. Combatte per te, Signore, combatte per il tuo regno. Aiutaci a essere intolleranti a questo spirito, Signore, mondano, diabolico, che fa male al corpo di Cristo. E a vedere, Signore, il tuo spirito fluire liberamente in mezzo a noi, perché questo è il nostro scopo. Grazie, Padre, per il culto di questa mattina. Ti chiedo, Signore, che ciascuno di noi possa prendersi questa responsabilità. Con tutto il nostro cuore, Signore, vogliamo fare la tua volontà, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Siamoci in piedi, cantiamo. Cantiamo insieme. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo insieme. Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori.
Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Prendi posto tuo, Signore. Riempici, Signore, con la tua presenza, Santo Spirito. Nel tuo nome noi ti chiediamo. Amen. Amen. Ancora in piedi, così come siamo, continuiamo ancora ad offrire al Signore le nostre decime, le nostre offerte. Ogni famiglia che ha preparato la sua offerta può venire qui davanti, così come noi facciamo ogni domenica. E canteremo: Signore, voglio te. Io ti cerco, vengo a
ringraziamo, Padre, per questo tempo, Signore, della Tua parola, Signore, che è penetrata nei nostri cuori. Signore, ti ringraziamo, Signore, perché Tu hai parlato ai nostri cuori, Signore. Possiamo uscire di qua, Signore, pieno, Signore, della Tua presenza, dalla presenza del Tuo Santo Spirito, Signore. E noi vogliamo innalzare il Tuo Santo nome e ringraziarti, Padre, perché solo Tu sei degno, Signore, di ogni lode, Signore, ogni onore, Padre. Ringraziamo, Signore, anche per le offerte e le decime, Signore, qui depositate, Signore. Benedice, Signore, benedice, capacita, Signore, chi gestisce, Signore, nel Tuo nome, Signore, per la crescita, Signore, del Tuo regno, della Tua Chiesa qui su questo luogo, nel Tuo nome io ti chiedo, Amen. Amen. Potete sedervi. Ok, pochi istanti per i nostri annunci. Allora, sono tornati ieri i nostri bambini dal campeggio, no? Ho visto delle bellissime foto, c'erano più di 20 bambini e stiamo aspettando notizie di cosa il Signore ha fatto e ovviamente farà nelle loro vite attraverso quello che loro hanno sentito, ok? E siccome la Chiesa non si ferma, mi raccomando, cominciate a pregare, chi si ricorda, spero di sì, per il nostro campeggio di settembre, per i nostri giovani dal 5, dal 5 al 10 di settembre, ok? Abbiamo già un bel po' di iscritti, però se tu ancora non ti sei iscritto ti conviene farlo in fretta, i tuoi ragazzi, no? Perché abbiamo già alcune chiese che sono già interessate, ci sono circa 70 posti, poco meno di 70 posti, ma è importante che tu dia l'adesione se tu vuoi far partecipare i tuoi figli. Okay? L'altra cosa, a settembre comincerà il corso di teologia, va bene? Permettetemi di fare un appello specialmente ai leaders, è aperto a tutta la Chiesa, ok? Ma io credo, personalmente, nella mia visione personale, una persona, un leader che non conosce la teologia di base, almeno, non è veramente un leader, perché è la struttura, è l'ossatura della nostra fede, la teologia. Quindi, se tu sei interessato puoi parlare con me, sarà una volta ogni 15 giorni il martedì, perciò sarà una cosa molto leggera e affrontabile, e quindi, però non per questo sarà meno approfondita, ok? Sarà una cosa ben strutturata, ben fatta, per crescere nelle vie del Signore, ok? Io penso di aver detto tutto. Giorgia, vieni qua. Ciao a tutti, buongiorno. Stiamo continuando a raccogliere il cibo per cercare anche in questo modo di autofinanziare, fra virgolette, con i beni alimentari, il campeggio dei giovani. Per ora quello che è stato portato è abbastanza equilibrato, non c'è tutta pasta piuttosto che tutto pomodoro, tutto latte. Quindi lo scatolame, le cose a lunga conservazione, pensate con cosa fanno merenda i vostri ragazzi, il latte, le merendine, i crackers, forse c'è anche un elenco lì. Portate la domenica, lo consegnate a me o a Clelia, oppure lo possiamo mettere nel tavolino che c'è nella stanza del cibo, nella nostra dispensa. Poi io man mano vi aggiorno e vi dico magari adesso manca di questo piuttosto che di quello, così facciamo una dispensa ben strutturata e ben organizzata. Okay? Una cosa in merito alle iscrizioni. Bene che voi esprimiate magari ai pastori sì, mio figlio viene, mio figlio non viene, però se per favore poi mi contattate, io ho l'elenco esatto dei nominativi e so chi veramente devo includere nel campeggio e chi no, perché sennò diventa una contabilità un po' disordinata. Quindi se avete parlato solo con i pastori, vi chiedo di parlare anche con me, così io prendo giù tutti i dati e faccio l'iscrizione ufficiale. Grazie, buona settimana. Per chi non la conosce, la Giorgia è il nostro grillo parlante, ok? È quella che sistema le teste dei pastori durante la settimana. Devi fare questo, devi fare quello, non dimenticarti, ok? Ma gloria a Dio che c'è, perché saremmo persi senza di lei. Io poi, figurati, la mia testa in automatico a volte spegne degli impegni, perciò lei, grillo parlante. Ok, carissimi, alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Sei stato benedetto o benedetta nel culto di stamattina? Amen.
porta a casa questa ricchezza e farla fruttare, ok? Per la gloria di Dio. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie anche per il caldo, Signore. E io gioisco, Signore, perché nonostante tutto questa Chiesa sta partecipando, Signore, a questo culto. Grazie, Signore, perché il tuo popolo, Signore, vedo che è un popolo fedele, con voglia, Signore, di servirti. E ti ringrazio, Signore, per le vite di ciascuno. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, al nostro lavoro, ai nostri impegni e purtroppo anche alle nostre difficoltà. Ma noi sappiamo una cosa, che se preghiamo, Signore, tu ci accompagnerai e che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni del dolce Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.